terra, lungo viale Vittorio Veneto, le tracce del tremendo impatto che ha strappato la vita a un ragazzo di soli 26 anni, Marco Cararetto, la giovane vittima dell'ultimo incidente stradale nella Marca. Erano le 3 di notte, Marco in sella alla sua bici stava andando verso Treviso, procedeva verso la città anche l'automobilista, anche lui 26enne, che lo ha travolto e ucciso sul colpo. In questo punto l'impatto, una lunga frenata e il corpo di Marco sbalzato verso il fossato. L'automobilista, un giovane originario della provincia di Catania, prosegue per un centinaio di metri, poi sotto shock chiama il 118. In quel momento alcuni testimoni telefonano al 112. I carabinieri arrivano sul posto per i rilievi, la dinamica ancora non è chiara. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma del povero Marco Cararetto è stata restituita ai familiari soltanto nel tardo pomeriggio. I suoi organi sono stati donati. L'investitore viene sentito dai carabinieri che effettuano i primi rilievi ed esami tossicologici. Risulterà positivo l'alcol test con un valore oltre l'1,30. Il giovane dunque è indagato per omicidio stradale. La famiglia della vittima, residente a Pezzan di Carbonera, si è chiusa nel dolore. Mamma Anna Maria e Papa Franco chiedono di non essere disturbati, affidano alla vicina questa richiesta. Marco era figlio unico, aveva lavorato come benzinaio all'Ixoil di San Biagio di Callalta. Con tutta probabilità proveniva dal Galloway dove lavorava. Non è chiaro dove stesse andando ieri sera, se avesse iniziato una svolta a sinistra prima di trovarsi davanti all'auto che lo ha travolto, una Peugeot. La sua corsa è finita su questo tratto di strada alle porte del centro. Profondo dolore è stato espresso dal primo cittadino di Carbonera, Federica Ortolan, che si è detta a completa disposizione della famiglia. Dispiace perché appunto era un ragazzo giovane che probabilmente era uscito per stare in compagnia con i propri amici. Come amministrazione esprimiamo vicinanza alla famiglia, rimaniamo a loro disposizione per ogni necessità e supporto, insomma, di cui avessero bisogno in questo momento di dolore.